Tal ciel, al comparì un gran segnal, une femmine, vistude di sorelli, con la luna sotto ai 6 pis e con tune zoe di 12 steli sul ciaf. Ei era incinte e aberlave per 2 e pel travai dal part. Allora al comparì tal ciel un altro segnal, un dragon rosso, gran di vapore, con 7 cias e 10 quarts e sui cias 7 zois. La socode estrisinava giù da ursi la tierce parte stelis e li scaraventave sulla tiere. Il dragon si postò denante femmine che stava per parturì, col fin di diluviare il frutto appena nasciuto. Ie e parturì un frutto, maschio, destinato a reggi 12 popoli, con tune macce di fier e il fi al fosse trafuito al momento vers Dio e vers de sossente. La femmina invece è fuita al deserto, là che Dio gli aveva provveduto un riparto perché potesse sostentarsi per 1260 dis. Allora tal ciel esclopà la guerra. Michel e i 6 anni si batterono in quintri dal dragon. Il dragon si batteva insieme con i 6 anni. Ma non arrivarono a vinci e non chattarono più pues per loro tal ciel. Il gran dragon, il serpent vieri, che dice in diavolo e Satana, e castricine da ursi tutto il mondo, ai fu scaraventato sulla terra e con lui a fuori sgurlati giù anche i 6 anni. Allora ho sentito una voce dal ciel che diceva: «Come si è colmata la salvezza, la forza e il ream dal nostro Dio e la potenza dal suo Cristo, perché è stato buttato giù quel che incolpava i nostri frati, quel che incolpava denante al nostro Dio, di e gnot». Ma loro non lo hanno vissuto, mediante il sangue dell'agnello e in grazia di testimonianze dal loro martueri, perché hanno preso a della vita finta a morire. Giordei dunque ciel, o voaltri cos'eia sta lassù, puers mai voaltri però tiere e mar, perché il diavolo ha le plombat giù per zore di voaltri, invelegnata all'ultim fin, savint che zoramai i resta poco tempo. Quando il dragon si vide scaraventare giù sulla terra, si buttò quintri de femmine che aveva partorito il frutto maschio. Ma alla femmine i furono dati le 2 alis de grandi aquile, per svolare al deserto, vers dal ripar, prontat per ie, là che varesse potuto sostentarsi per un tempo, per 2 tempi e per metà di un tempo lontano dal serpente. Allora il serpente al gomità de sua voce tanche un flum di aghe da urde femmine, per fare mena vie de suoi aghis. Ma la terra è venuta ie man forte, alla femmine vergint una grande buse e glottente il flum che il dragon aveva gomitato de sua voce. Allora il dragon si indiaulò contro la femmine e a lei fai guerre a dice che gli era restato de sua discendenza, quintri di che metteva in pratica i comandamenti di Dio e che han intorsi la testimonianza di Gesù. E si fermò ad or dal mar. Oviudea vigni su dal mar una bestiate che aveva 10 quarts e 10 cias, sui quarts 10 zois e su ogni ciaf non di bestlemis. La bestiate coviodei e semeva una pantera, con gli stalpi compagni di questa lors e la voce come che di un leone. Il dragon idè la sua forza, la sua sente e il suo potere tremendo. Un dal 6 cias al semeva colpita a morte, ma la sua ferita mortale è fuori sanate. Allora tutte la terra scaturide e le daurde bestiate, e gli uomini si buttarono in genoglon dinanzi al dragon per via che aveva dato il potere e la bestiate e a laudarono la bestiate dicendo:
cui è il compagno de bestiate e cui rival abbattisi contro di e? Alla bestiate i fo dato una voce per buttar fuori per aulis di superbie e blestemis, col poder di operare per 42 mesi. E da virge la voce per buttare fuori blestemis contro Dio, per blastemare il suo nome e la sua casa, contro tutti che sono stati al cielo. I fo permettuto di fare urvuere ai santi e di vincere. I fo dat poter su ogni gernassie, popolo, lingue e int. S'ingenuglare in denanti di e tutte la inte tiere, e il loro nome non è stato scritto, di quanca le mont in tal libri de vite dall'agnel sacrificato. Che il calaureli c'ascolti. Che il calà di là prigionier, allarà prigionier. Che il calà di essi fat fur con la spade, cal sedi fat fur con la spade. In chest e sta la fermece e la fede dai sanz. Poi dopo, ovvio deia vegni su un'altra bestiate, che aveva 2 quarts, precis di che dall'agnel, ma che però e fevelava compagni dal dragon. E è al servizio de prime bestiate e a slarge perdut il suo poder e a oblè la tiere e tutte la sua int a buttarsi in genoglon denante le prime bestiate che è state risanate da sua ferita mortale. E faceva gran spiei, fin tremai alla venì giù dal cielo sulla tiere, il fu presince da ioms. Mediante che spiei, che era permettuto di fare presince de bestiate, ur fase volta il ciaf alla inti quest mond, disintior di fa su una statue e alla bestiate ferite di spade, ma date di ca. E i fo anche date la virtù di dare vite alla statue de bestiate, di mod che statue e fevelave per fin. E appodeve massaduc che non si buttava in genoglon denante statue de bestiate. E faceva mod che duc, picciu e grans, sior e puars, libars e sottans, avessi un marc sulla mandrete e sul cernelli. E nessuno il poteva né vendi né comprà se non aveva quel marc, tanta di il nome de bestiate o ben il numero dal suo nome. Chi al covente sentimento, che il calacciaf, che calcola il numero de bestiate, è un numero di uomo e il numero è 666.